Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera a una Sibilla Interattive con Hildegard e in eccezionale momento di espansione anche il Marietto. Veramente il contrario, in teoria è la sera del Marietto, è la serata ospite del Marietto Hildegard. con Hildegard, aveva un po' di mix tanto per variare, volevo dare un altro inizio. Hilde, di qualcosa dei tuoi... Ben ritrovati, abbiamo anticipato un po' l'orario dell'appuntamento, generalmente alle 19 il giovedì. Abbiamo visto, insomma, eravamo già disponibili un po' prima, quindi vi abbiamo sorpresi. Li abbiamo presi in contropiede e abbiamo già amici che Ciao Cristina, ciao. Ciao Cristina cara. Quindi vi ricordo prima di procedere che ogni settimana abbiamo 2 appuntamenti per insomma mantenere un po' i contatti, per passare un po' di tempo insieme, il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19. Quindi stasera abbiamo anticipato un pochino, ma eccoci, ci siamo. Sì, ci siamo sempre. Buonasera, noi, Angie. siamo quelli della vecchia guardia, giusto, della vecchia scuola, esoteristi ormai non più di primo pelo, diciamo. No, non più purtroppo. Non più Per purtroppo, fortuna, perché in questo campo l'esperienza è fondamentale. In questo campo qui l'esperienza è tutto, Beh, dai, continuiamo con il nostro pippone e vi ricordiamo che chiaramente il Legare Marietto Veneziano anni fa hanno fondato questo glorioso e bellissimo sito, no? Sito importante, giusto? Hilde, vuoi parlare del nostro sito? Certo, perché chiunque cerchi circuiti radionici trova il nostro sito in cima, alle ultimamente ricerche. Anche dal Perù hanno acquistato qualcosa, scaricano i nostri circuiti da ogni angolo del mondo, hanno acquistato un ebook dal Perù, personalizzato addirittura dal Perù, è bellissimo, i nostri libri dal Messico, insomma è carino. Insomma ci fa piacere che anche il resto del mondo, ma non solo l'Italia e tutto il resto, sto per dire polentoni e il resto, ma però non lo dico perché mi ha detto queste cose non le dice, no? E quindi ci fa piacere che abbiamo anche un audience che va oltre i confini europei. Esatto, sì, fa piacere, ovviamente. E beh, noi ve lo diciamo a voi perché chiaramente siete online, noi abbiamo anche, come si suol dire, il famoso è ormai sempre il nostro cavallo di battaglia, il ciondolo magico che insomma fa scalpore, funziona. Scalpore? Addirittura? Sì. Sì, no, beh, funziona, costa solo 150 euro più 20 euro di spedizioni. Sì, e vuoi parlarne te nel nostro tempo? Certo, sì, molti chiedono un pochettino del talismano perché ne parliamo Sì, l'altro spesso, giorno uno mi ha continuato su WhatsApp a fare domande sul talismano fino a che l'ho bloccato. Cioè, nel senso, o uno lo acquista, ormai l'abbiamo spiegato. Sì. Perdiamo così tanto tempo a parlarne già normalmente, ma non è un perdere tempo per noi. Non è perdere tempo, ma però se più di spiegarglielo in 10 linee. Lo spieghiamo in tutte le dirette, quindi alla fine doverlo dire anche in privato. Mezz'ora che gli spiegavo tutte le qualità, salta fuori con un ciondolo che avrà comprato al mercato che varrà 2 euro e mi fa domande su questo ciondolo. L'ho bloccato. Succede anche questo. Quindi prima di contattarci in privato per altre cose, vi ricordiamo di informarvi tramite gruppi, tramite i nostri canali YouTube, quindi datevi un po' da fare perché per esempio a me spesso capita che mi contattino in privato per chiedermi il circuito perché non lo trovano, ma secondo loro non si sbattono loro, mi devo sbattere io per loro che ho già fatto i compiti, quindi siete un po' strani, c'è da dire. No, alcuni non hanno capito che se ci contattate in privato... No, la cosa importante e fondamentale da capire è che noi abbiamo già dato. Vi dovete armare di santa pazienza e cercarvi le vostre cosine da soli. Se invece volete essere accompagnati, allora è un altro discorso. In privato siamo ben felici, no? Ma sono percorsi e quindi se mi chiedete il circuito, se siete che vi sto seguendo io, vi sto istruendo, eccetera, come minimo lo perdo quel tempo di mandarvelo. Ma se non vi ho mai visti né sentiti prima,
Esatto, boh, non era solo per dire No, cosa ma è normale. Purtroppo succede che le persone confondano la disponibilità con qualcos'altro, quindi Boh, ci sta che si mettano dei poi visto confini. che la guerra, dico sempre la guerra che sta succedendo praticamente nel nostro giardino di casa in Ucraina, si sta un attimino infervorendo, perché leggevo ultimamente che stanno diminuendo certi tipi di proiettili e quindi chiaramente purtroppo i russi stanno avanzando, dico purtroppo per noi, no? E per noi europei. E quindi il Decaro e Maria Veneziano avevano fatto questa catenella, diciamo, no? Questa serie di protezioni di Mosè, che Mosè, oltre a essere un predicatore, oltre a essere un profeta, era anche un militare, un grandissimo generale. Forse, a parte Napoleone, è stato uno dei più grandi generali che l'umanità, e forse anche Gengis Khan, ecco, diciamo, questi tre personaggi, ma negli ultimi secoli Napoleone era il number one, ma Mosè 6.000 anni fa era un grandissimo generale, oltre che profeta, veggente, insomma, aveva tantissime qualità. E il Decano e Manetto Veneziano propongono dei sigilli. Vuoi parlare tu di questi sigilli così? Beh, hai già detto molte cose tu, è importante ricordarsi che le difese non sono mai troppe, che molte cose, anche se vengono magari annunciate, preannunciate, poi quando capitano sotto magari lo sguardo incredulo di tutti, quelli che hanno sempre diffidato, screditato, anche pregato, sperato nell'invasione degli alieni come salvatori dell'umanità, ma non avverrà nulla di tutto ciò, ci dobbiamo salvare da soli, quindi come dissero nella Bibbia, chi si guardò si salvò, e questi sigilli, tutti i talismani, le protezioni che potete procurarvi in questo periodo storico dove ancora lo potete fare. Esatto, perché stiamo entrando in un periodo, cioè già nel 2010 Marietto predicava nel deserto, ma diciamo che adesso è arrivato un po' quello che dicevamo anni fa, e stiamo entrando in una fase un po' più acuta, è sbagliato dire un po' più acuta, ma diciamo acuta, no? In cui si sta delineando una situazione difficile per chi non ha chiaramente i sigilli di Mosè e le varie protezioni, in ciondolo, roba del genere. Anche perché purtroppo dovremo sempre, come Confederazione Europea, chiamatela poi come, prendere sempre più posizioni, e quindi adesso abbiamo visto che c'è l'aumento dell'elettricità, del gas, insomma, fra un po' cominceranno a mancare alcune materie prime, molto probabilmente aumenteranno certi tipi di prodotti, e poi chiaramente, visto che i russi sfonderanno e visto che già molti soldati sia romeni che polacchi sotto falsa bandiera sono entrati in Ucraina a combattere a fianco degli ucraini, chiaramente la guerra in un certo senso prenderà piede anche verso casa nostra. Quindi vi consiglio, per chi può, no, per chi può in questo periodo, al posto che lasciarli in alcuni istituti bancari dove l'inflazione e il resto se li mangerà, di investire in protezioni eteriche, perché come diceva il mio vecchio, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Sì, chi comanda la strada, sì. Esatto. Bene, cari amici, io penso di avervi detto il pippone, ormai ci conoscete, sapete come contattarci, 20 euro, 40 minuti. E via, Cominciamo a dare delle risposte. Vi ricordiamo che per formulare correttamente la domanda dovete indicare il vostro nome, la vostra data di nascita, esatto. È importante la scenergetica, esatto. Formulare una domanda articolata, quindi non generica, come andrà per esempio il lavoro nei prossimi mesi, piuttosto scrivete se lo state cercando, se vi state già facendo, insomma avete già un'occupazione, se aspettate la risposta per un colloquio, quindi date delle informazioni così da snellire il processo di interpretazione e darvi anche la risposta che desiderate. Non mi ero accorta, Cristina, ciao! Tesoro, ciao! Allora, se la domanda riguarda un'altra persona, quindi
il vostro rapporto con un'altra persona, oppure un collega, una situazione sentimentale, eccetera, indicate anche il nome e la data di nascita della persona di interesse. Partiamo con la Bene, prima? Via. sì, sì, Partiamo via. con la prima e vediamo chi è Fabiana, la 20 nostra novembre del 2001, vorrei sapere cosa succederà con Pasquale, 25 maggio del 2000, abbiamo litigato, ci stavamo frequentando. Ok, Allora, bene, ho vedi, capito. bella domanda, Bella domanda, scritta scritta bene. bene, quindi sono giovani, quindi si pensa che non sono sposati, che non abbiano No, bambini. ci stavamo frequentando, l'ha Sì. scritto. Allora, Fabiana, se ci sei, batti un colpo. Dici se ci Esatto, sono. vi ricordiamo che se scrivete la domanda poi gentilmente quando venite scelti dateci subito conferma di essere presenti, così che appunto possiamo procedere nell'interpretazione per voi prima invece di passare eventualmente ad un'altra domanda. Va bene, Quindi vediamo Fabiana, dici che ci sei perché hai questa opportunità. Se no passiamo alla prossima, vediamo un po'. Fabiana è 1, Fabiana è 2, Fabiana è il ritorno di Fabiana, Fabiana contro tutti, allora non c'è Fabiana. Passiamo alla prossima. Via. Va bene, allora cambiamo domanda. Mi raccomando, siete pronti a dare la vostra presenza, quindi Cosa vuoi, neanche divertente. sì, via. Avanti, proviamo con Vediamo Diana. Ho lasciato il mio ex Carmelo, 20 luglio 86, ma so che non è finita. Lui molto orgoglioso e attende sempre me, nonostante. È lui che ha sbagliato. Come evolverà questa storia? Riprenderemo. Sono Diana, 23 giugno del 91. Bella allora, questa c'è un domanda. Carmelo, non ci sono figli, Quindi, giusto? Diana ha lasciato Carmelo e sono in una situazione un po' di orgoglio, almeno lui, vediamo cosa succede. Quindi, che allora, ho capito, praticamente la Diana è a piedi. Adesso. E Carmelo è lì che borbotta. E aspetta. Orgoglioso. Vediamo un po' cosa succederà. Picchia i piedi, tiene respiro, diventa blu. Quelle cose lì. Sì, dici che cerca in silenzio di attirare l'attenzione. Tu dici che vuole essere una vediamo, prima donna, dai, una prima vediamo, donna. vediamo. Dai, vediamo. Sono proprio curioso a vedere cosa ci dicono. Tutto. Vediamo se la Diana c'è però. Perché giusto. è troppo bello, Diana, abbiamo dici chiamato... se ci sei. No, perché se no non è giusto, facciamo andare avanti con altre domande. Chiamato l'altra persona. Diana, se ci sei, batti un colpo. Vediamo un po', perché magari sai, è anche giusto che se l'altra signora non c'era, non gli abbiamo dato risposta. Vediamo un po' la nostra Diana. Diana, se ci sei stata scelta non come ruota di scorta, ma solamente per il semplice fatto che quella prima di te non ha risposto. Bene, non ha risposto neanche Diana, quindi vuol dire che non gli interessava. Che serata! Mettono la domanda e spariscono. Vuol dire che non gli interessava la risposta. Diana, va bene, passiamo allora ancora a un'altra persona. Ragazzi, se mettete la domanda... no, prontissima! Allora c'è! La Diana vuole sapere come si chiama questo signore? Carmelo. È sempre Carmelo. Sì, è sempre Carmelo. È sempre lui che le combina. Carmelo ci fa sudare. Va bene, vediamo un po'. Vediamo allora cosa evolverà questa situazione dopo il litigio. Dopo il litigio, una bella litigata come Dio comanda. Voilà. Ma sì che la superate. Già ma guarda, il tavolo. Perché il tavolo... via. Quindi già il taglio dice che insomma, è vero, abbiamo aperto con la carta del dispiacere, però... c'è il superamento delle difficoltà. Ma sì, parliamoci chiaro, la Diana è una donna forte, una donna che quando cade sempre in piedi, perché la costanza è sempre una carta di una donna virtuosa, è sempre una sibilla di incoraggio. Certo che qualche lacrimuccia, qualche litio. Andiamo a vedere. Qualche litio, qualche pillola di litio era meglio prendere. Vabbè. Per stabilizzare, no, perché per dare tranquillità più che altro, no? L'umore, sai com'è, no? Vediamo un po' come va a finire. Guarda che belle carte. Allora, vediamo un po' la nostra Diana
cosa combina? Beh, nel passato si vede che c'è stato tocca, ritocca, fuggi, litiga, ricucisci, forse per un atto di gelosia, pensi? Forse che c'era qualcosa dietro le quinte che stava lavorando Ma sotto? sembra che comunque ci fosse già l'azione, può anche essere l'aiuto di una Qua, ragazza, questa è la linea passato, qualcuno che ha Diana. portato delle informazioni, delle cose, Sì. quindi Però diciamo che c'è stata una ricucitura, una sartoria fine, un fioretto a posto che un'ascia. dici? Mi sembra Un'asola? un naso, un'asolina leggera, leggera, un cucito Vabbè, invisibile. parliamo in modo che capisca Ma questa no, ragazza. diciamo che nel passato c'è stato già qualche... Sì, mettere un po' a posto alcune cose, probabilmente magari vi ha un po' aiutato di anche polvere sotto il una tappeto, ma sorella, sì, un un'amica, qualcuno amico. che si vede Comunque che si dai, sia diciamo che è una donna interessato. forte, la nostra Diana è una donna forte. Beh, già prima le Sibille avevano detto che era una donna ok, una donna veramente che, insomma, lui fa fatica un po'. Ma adesso vediamo un ritorno. Effettivamente sembra che lui si azioni un po', che si dia da Sì, fare per sì, tornare, sì. però perché soffre. Lui Si vede che sta soffre, lo vedo. Comunque è nella linea del momento attuale, quindi non Sì, quindi passerà tra un po' molto. da si ritorna a casa Alessi. Però c'è della gelosia perché Mm. sembra che ci sia una persona del passato che Già. sia motivo di discussioni. Quindi c'è Sì. da capire, questa persona in futuro potrebbe essere una persona del passato, potrebbe essere, però visto che c'è l'allegrezza al cuore, oserei più dire un ex, qualcuno di vecchia data. E io direi che Però sembra che nel futuro prossimo, dietro la esatto, porta, ci siano ancora dei tormenti, quindi gli stessi motivi per cui avete discusso potrebbero ripresentarsi comunque in futuro e questo di nuovo metterà un po' di zizzania, di crisi. sì, devi stare un po' attenta perché io non dico, il marito queste cose non le dice, però attenzione perché io vedo nel futuro che lui, e spero che non sia lui, questa carta non mi fa stare tranquillo. No? No, perché questa carta qua è una carta, una sibilla che quando esce sembra di quelle persone che vogliono sempre guadagnare la posizione. Hai presente una partita a scacchi? Quando una persona si mette in una posizione di attesa per sfruttare al massimo l'occasione, lui, ecco, sembra uno di quelli che non molla mai, nel senso che vuole guadagnare sui punti facili. Sai, no, anche perché vede un guadagno. Vede che tu sei una persona che ha delle qualità intellettuali, fisiche, morali e mi sembra che voglia un po' sfruttare Sicuramente ci sarà qualche valutazione che verrà fatta in futuro, probabilmente da parte sua, la valutazione di un vantaggio rispetto appunto situazioni che si trascinano, si accumulano e che quindi prendono e accumulano anche valore. Perché a me mi sembra che l'elemento forte qua, nella scacchiera, il re è lei. È la regina in questo caso. E in questo caso qui è la regina. Comunque andiamo all'esito, si vede. Questa partita a scacchi non mi piace. L'esito si vede che c'è qualcosa. Non è che non mi piace, che... Vedi che c'è comunque la vostra stabilità, eccetera, però sai, la carta della prigione può anche indicare che alcune decisioni, alcune cose che potrete prendere in futuro rispetto anche alla costruzione di un qualcosa più stabile, poi incontrino un po' delle battute d'arresto, perché comunque c'è la buona volontà, i sentimenti non mancano, c'è una valutazione economica, si può, non si può, lo facciamo, non lo facciamo, mi conviene, non mi conviene, c'è comunque l'alone di una persona del passato che crea difficoltà fra voi e magari discutete per colpa di questa persona, però di fatto comunque c'è ancora no, lui torna, finito. ma lui torna Hai perché? ragione, Perché è un Diana. tipo pragmatico, perché gli piace le cose
gioco facile, nel senso che sa che tu sei una persona che vale Sì, molto. comunque questa giovane fanciulla che è uscita alla prima riga, non so se lui ha già avuto una figlia, magari l'ha beccata Adesso così. non conosciamo noi Diana, non sappiamo non chi sei. conosciamo. Adesso Ha già noi- fatto una domanda ben ricca, ben ricca, quindi Diana lui torna, ha ha tanti vizi. vizi. Mm, È proprio così, mm, 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 mm. Sì, ma lui sa che tu sei una donna virtuosa, capisci? Cioè, lui torna a casa Alessi, ma perché sa solo che ha da muovere la torre nel modo giusto, a parlando sì. di scacchi, sto dicendo, Sì. parafrasando una partita di scacchi. Una partita a scacchi. Allora, Bene. togliamo questo commento, vediamo quindi Andiamo avanti. basta che vai nascondi. Ah sì, aspetta che lo toglievo. No, ma c'era nascondi commento senza andarlo a cercare. Ah, Non sì? l'hai mai notato? No, ma dove? Ormai non c'è, mettine uno e ti faccio vedere cosa No, compare. non lo metto. Allora andiamo avanti. Va bene, non metterlo. Andiamo avanti. Mettiamo. Va bene. Ti va bene questa? Sì, sì, va bene, va bene. Vediamo la nostra Roby. Quindi, Roberta. Se ci sei, batti un colpo. Esatto, vediamo se c'è. Vedi cosa compare? E dovevi dirmelo prima. L'ho provato, non mi ascolti. Come al solito, non ascolto mai. Mai. Io però a te ascolto sempre. Fai bene. Fai bene. Anche tu faresti bene ascoltarmi. No, allora. Ok, dai ragazzi, vediamo un po' se la scegliamo quella domanda là, la rimettiamo. Vediamo se ha risposto. Vediamo se c'è, perché se non c'è... Esatto, la nostra... ma non saprà neanche più chi è che abbiamo scelto. Perché noi abbiamo scelto la... Allora, Roberta, ci sei? Se ci siamo come due vecchietti che li tirano sempre. La Diana ringrazia. Prego, Diana. Roby, se ci sei... Ma torniamo da Roberta. Povera Roberta, vediamo se c'è... Vediamo. Dai Roby, se ci sei batti un colpo. Forse ha risposto, vediamo un po'. No. Bene, la Roberta non c'è, andiamo avanti alla prossima. Via, un bel divorzio consensuale. Vai, vediamo un po'. Dai Cristina, se ci sei batti un colpo. Dici ci sei Cristina? Perché se no passiamo gli ultimi minuti a chiedere se ci sono, se non ci sono. Buona serata Diana. Buona serata Diana. Dai Cristina, salta fuori da questo divorzio, vieni qui e dici se ci sei. Vieni qua, dai. E vuole sapere se salta fuori, vediamo un po'. Un po'. Cristina, brava. Meno male. Guardiamo un po'. Vedete, noi le mettiamo sempre un po' su ridere, certo. Perché alcune volte vediamo cose difficili da comunicare al pubblico in generale, no? Chi è? Indovina chi vuoi che sia? È il tormento. È luce. Allora, Cristina 30 agosto del 72, Stefano 2 luglio 73 fanno il divorzio consensuale, ma il suo avvocato sta facendo ostruzione. Come andrà a finire? Grazie. E come mai l'avvocato si mette di traverso? Perché più due litigano e più gli avvocati lavorano. E via. Allora, vediamo quindi come andrà questo divorzio fra la nostra tra Cristina e Stefano. E San Stefano. San Stefano qui è il patrono del paese. No, è il paese accanto. Il paese accanto. Qui è San Sebastiano. Ah sì, l'hanno spostato e li hanno invertiti. Santo Stefano al paese accanto. Bene, allora. Dai, Stefano e Cristina. Allora, come va il consensuale? Che però l'avvocato sta mettendo... loro praticamente si vorrebbero anche separare in buona fede, ma l'avvocato di Stefano è sempre così nella vita. Allora, contratto... Quindi ha difficoltà su alcuni accordi. Vediamo un po', dai. E vedo che lei è un po' giù di morale, un po'. Così, anche qua, guarda. Guarda, se dovessi guardare le sibille, ti direi che... vedi che si sta veramente intromettendo in una situazione, sta creando veramente confusione.
perché come cerca se di volesse frenare. rimangiare delle cose Esatto, e sì. cambiare le carte in tavola. Qualcuno sta proprio muovendosi così. Esatto, questa è la linea presente. Sta cominciando di recente, quindi tutta questa situazione di instabilità. Esatto, sì, vedo proprio che non è ma avete figli, Chris? Perché qui poi qua non posso dice se hanno figli. Allora, Cristina, La Roberta è arrivata, ma la Roberta non c'ha ormai perso il treno. Ormai, purtroppo i commenti sono arrivati solo adesso, Roberta. purtroppo Roby è andata. Ormai non ce la facciamo più. Allora, intanto rispondiamo a Cristina ormai che è lì. Esatto. Cristina, guarda, intanto si capisce che in passato Questa è probabilmente passato, soprattutto lui sembra che si sia poi un po' rassegnato, magari all'inizio non era proprio tanto d'accordo nel separarvi, nel divorziare, però insomma alla fine vedi c'è una carta di rassegnazione, ci avrà messo una pietra su e si è aperto, diciamo così, a una collaborazione più tranquilla, con un dialogo un po' più onesto. Però è vero, nella linea del presente si vede quasi un'astuzia, perché comunque il mercante prima l'abbiamo visto nella stesa precedente, quindi questo calcolare gli interessi, calcolare i vantaggi, questo mercanteggiare, eccetera. Sì, è uno di quelli che come se se vede si il fosse sangue rimangiato. nell'acqua diventa uno squalo. Esatto, sì, Sì, bella questa. È nuova. Bella, mi piace. Allora, insomma, per questo avvocato è come se nemicasse all'inferno. sì, magari andava troppo bene andava troppo bene quella cosa e loro chiaramente per fargli evitare la parcella. Comunque, nonostante le perplessità, la cosa procederà. Anzi, qua c'è un cambio di avvocato, tranquilla. Sì, c'è un cambio di avvocato. O di avvocato o di strategia del tuo avvocato difensore. Quindi qualcosa cambierà. Certo, guarda un lo po' il vedi finale. che è un il po'. finale è dura. Qua c'è sicuramente un imprevisto, una risposta un po' così, Perché però vedi, alla fine sarà dura. Non è che è una passeggiatina. Vabbè che se era consensuale, comunque non è proprio una passeggiatina. Adesso siamo chiari. Chiaramente un divorzio non è mai una passeggiata, no? Ci sono salite, anche quando due persone sono d'accordo, certo è sempre una rottura col passato. Però diciamo questo avvocato diciamo che vede sangue nell'acqua e si è trasformato in un squalo, infatti qui ti farà sudare, perché tu aspetterai e vedo che lui farà ostruzione, certo poi alla fine però sarà più impegnativo di quello che molto probabilmente avete pensato. Quindi sarà dura, anche perché, come dice Ildi, giustamente ci potrebbe essere in futuro un cambio in corsa. E non è proprio un cambio, diciamo, fortunatissimo, perché quando esce anche questo... Ma no, in realtà è lì, è qua la difficoltà. Già, perché c'è questo cambio. Insomma, non sarà una cosa da Baci Perugina, da Mulino Bianco, sarà un divorzio piuttosto... Da come eravate partiti a questo sarà impegnativo. Non è una cosa da Mulino Bianco, no? Mulino Bianco divorzio? Non credo. Diventano obesi. No, però. Lì sorridono, fanno sempre colazioni tutte ok. felici. Allora. Rispondiamo un po' al volo, facciamo così, dai, rispondiamo a Roberta, anche se vi chiediamo sempre tempismo rapido. Ok, Roby, adesso ti rispondiamo subito, vediamo un po' la nostra Roberta che dice che è sempre con noi. E noi brava, fai bene, noi siamo sempre con te, Roby. Via. Allora, Francesco, 24 gennaio 94, cosa prova per Roberta? 6 agosto 83. Allora, 9 anni di differenza, giusto? Sì. E vediamo un po' il nostro Fenci. Cosa prova? Vediamo Francesco, i sentimenti che ha nei confronti di Roberta. Vediamo un po'. Lui sembra che lavori molto, però attenzione perché qui gatta ci cova. Oddio, non è che è bellissima la carta della nemica, bisogna fare un po' attenzione a qualcuno che... Sembra che lui porti in eredità qualcosa. O qualcuna che si intromette un po' e cerca di condizionare il suo pensiero. Comunque vediamo. Sì, sembra quasi che qualcuna c'è, sembra che lui abbia in eredità dietro le spalle, dietro le quinte, qualcuna un pochettino, si raccorda?
qualcuno un pochettino. Però dai. Cosa prova? Beh, nel passato, ma Inizialmente- guarda, è meglio che lo dice lei, che lei usa il fiorettino, io uso l'ascia. Ascolta, sai, inizialmente è stato anche piacevole, dei momenti, probabilmente anche dei momenti interessanti. Lui è stato attratto, affascinato da questa donna più Questo grande. qua, sì. Sì, sì. Però vedi, E si è lanciato in Sì. corteggiamenti, fine. Fine? Guarda, Tesoro, esatto, perché vedi, ne arriverà un altro, lascialo perdere questo sì, qua. guarda, lascia stare. Guarda, Roby, Ti ascolta. terrà nascoste delle cose, comincerà a guarda corteggiare qua, altre sembra persone. quasi che ti spii di nascosto. No, la domanda è che cosa prova per lei? Beh, lui Un qui è un interesse, però interesse non lo sa, materiale. non sa mica se la cosa... Sì, capisci, Roby? Non sa che Guarda, fare, non sa cosa scegliere, non è sicuro, non si fida. non si fida. non- Lui vede che tu sei una persona, una donna forte, una donna virtuosa, una donna con grandissime qualità, però... Sai, non è neanche geloso, non c'è la carta della gelosia, No. ma proprio o non si fida di se stesso, non si fida di te, ma in ogni caso è come se non fosse tanto sicuro di godersi questa opportunità oppure no. Sì, e poi vedi, ti farà soffrire. Poi in magari futuro. si lancia e poi alla fine fa una retromarcia Sì, furiosa. una e retro, torna... Attenta, sai che qua ci sono lacrime. Poi ne arriverà un altro è che sei un po' più fortunato, però entro l'anno, cioè arriverà un personaggio di spessore, arriverà qualcuno che veramente Una bella novità. una bella novità nel futuro, molto probabilmente anche da lontano. Potrebbe essere non una persona delle tue parti. Zone, esatto. Comunque, telefonato. Beh, quindi qui chiudiamo qui, cari amici. Esatto. Sì, qui stasera abbiamo anche iniziato prima. Quindi, Ravi, non prendertela e sappi che sei virtuosa. Sei virtuosa. Meglio non coinvolgerti troppo e non, come dicevo, quel tale nella Bibbia, non buttate le perle. Va bene. Bene, cari amici, noi vi salutiamo, vediamo un po'. Nascondi, commento corrente, così. Bene, vi ricordo l'appuntamento martedì alle 21:15, così che se non vi abbiamo risposto stasera potremmo... Siamo sempre con Ilde, io sarò in regia. E poi giovedì di nuovo alle 19. Grazie. Se volete invece un consulto, 40 minuti e 20 euro, sapete come contattarci. Grazie. Il numero di di Ilde passa qui sotto. Grazie. Buona serata.